La lotta alla crisi idrica in Sicilia sta ottenendo un ulteriore importante risultato grazie all'efficace azione di sistema. Regione Siciliana, Commissario regionale e nazionale per la scarsità idrica, Siciliacque e Acciona Aguar annunciano la consegna dei 3 dissalatori mobili per i siti di Porto Empedocle, Gela e Trapani, realizzati in 120 giorni. Rappresentano un modello virtuoso di collaborazione tra il pubblico e il privato. I primi 18 container sono già arrivati a Porto Empedocle e Gela, mentre quelli relativi ai moduli di Trapani è prevista per domani 18 giugno. Ai 3 dissalatori si aggiungerà successivamente anche il revamping dell'impianto fisso di Porto Empedocle. Gli interventi complessivi finanziati dalla Regione con 100 milioni di euro comprendono le opere di allaccio a terra e a mare. Il coordinamento delle attività è stato affidato al commissario dell'acqua su richiesta della stessa Regione. Siciliacque, società partecipata da Italgas al 75% e la Regione Siciliana al 25%, soggetto attuatore del progetto relativi ai dissalatori, sta ultimando i lavori propedeutici ad accogliere gli impianti, l'installazione delle condotte di collegamento alla rete idrica e le altre opere connesse al funzionamento delle apparecchiature. Parallelamente, in veste di gestore del servizio idrico di sovrambito, sta portando avanti un importante piano di investimenti pluriennali per oltre 250 milioni di euro per migliorare la resilienza delle grandi dorsali idriche regionali. I dissalatori mobili produrranno 96 litri di acqua al secondo, con tecnologia a osmosi inversa e filtri avanzati, assicurando acqua potabile di qualità nel rispetto dello stesso ambiente. È un passo decisivo verso la sicurezza idrica della Sicilia, afferma Renato Schifani, presidente della Regione, che ha dichiarato la consegna in tempi record è il frutto di una precisa scelta politica e amministrativa della Regione. Abbiamo stanziato risorse e deciso di affidarci alla struttura commissariale nazionale e Siciliacque, che ringrazio per la preziosa collaborazione, per la rapidità, l'efficacia e la trasparenza. È una risposta concreta a un'emergenza senza precedenti che stiamo affrontando con visione strategica. Voglio però essere chiaro, questi impianti non sono l'unica soluzione.